Non ne so niente, con me non ha parlato nessuno e quindi io continuo naturalmente a lavorare a Belluno e a Padova. Il suo nome era stato dato in pole position per l'assessorato chiave della nuova giunta regionale che il presidente Alberto Stefani si appresta a nominare, quello alla sanità. Ma Giuseppe Dalben, direttore generale dell'azienda ospedale di Padova e attuale commissario dell'Ulsuno Dolomiti, risolve il tema con un sorriso e aggiunge: Penso sia una notizia completamente priva di fondamento, non mi scompongo nel senso che continuo a lavorare sia su Padova che su Belluno, concentrato su quelli che sono i progetti importanti che si stanno sviluppando su Padova e Belluno. L'ho letta anch'io questa cosa, ci ho fatto una risata sopra. Dalben si chiama dunque fuori da una squadra che tuttavia sarebbe già pronta all'80%, come ha assicurato lo stesso Stefani al Ring. Sarà una giunta rinnovata al 100% o 90%? Io credo che non si debba per forza cambiare sempre il mondo dall'inizio alla fine. Credo sia assolutamente fondamentale anche valorizzare l'esperienza amministrativa e fare un giusto, come possiamo dire, un giusto accordo tra esperienza, innovazione. Come dire, oltre a Valeria Mantovan, anche Francesco Calzavara, delega delicata come quella del bilancio, è vicino alla riconferma. D'altronde sono gli unici volti che potrebbero risiedere a Palazzo Balbi, visto il limite dei mandati agli assessori, tema già caldo prima del voto. Io sul terzo mandato sono sempre stato d'accordo, ho fatto la proposta di legge in Parlamento, l'ho ribadita pubblicamente più volte sia sugli assessori che sul Presidente, però sono scelte della coalizione ovviamente. In questo momento non stiamo parlando di questo, stiamo parlando ovviamente della composizione di una giunta di qualità e faremo le scelte migliori. Ma non c'è solo la giunta, cruciali saranno le nomine dei presidenti di commissione, mentre sul fronte gruppi consiliari Stefani apre all'ipotesi dello sdoppiamento del Carroccio. Diciamo che in Consiglio regionale ci sono sempre stati due gruppi da noi, no? Sì. Quindi non sarebbe una novità. Ma a lei piacerebbe? Faremo le valutazioni con i consiglieri eletti, sicuramente faremo anche delle scelte di prospettiva.